Ciao imbruttiti, oggi siamo all'aperitivo Be Confusion ai Bagni Perla di Rosolina Mare e oggi parliamo con i venti di prime volte. Il primo bacio. Pareva un video di Discovery Channel, no? Sai quando chi parla di due leoni chi si approccia? Sembrava quasi un documentario. Non bello a guardare. Una mesa cagata. Ero lì, mi sono girato, provo a dargli un bacio, mi sono attaccato i denti subito. Un dipinto di Giotto. Quindi faceva così. Sì, linguazzata dappertutto. Bocca, naso, guance, tutto. Tutto. E ci siamo dati un bacino a stampo, piano Una robettina così. piccolino. E che va la lingua è fustagno. Quando che era la lingua che non viaia. Un lapsus questo. In Te lo ricordi, non è stato proprio. È una brutta domanda. Non è andata benissimo. No. Ha provato a essere un film d'azione, però di quelli deludenti, diciamo. Dove non gli era Rambo. No. È stata una cosa emozionante, incomparabile, inconfondibile. Una roba innamoratissima. Come Campari. Mi stai facendo sognare? Hai presente il sogno di più della lingua alla francese, di qua e di là e su e giù. La ragazza più grande. Sei nato sul sicuro? Sono a farmi insegnare, Intenso. È intenso. Sì. Un attacco così, ti capito? Attaccona così. A lui ha fatto la mossa, pareva quando che te mangi una arancia tutta sugosa. Il tuo ha fatto la mossa Sì, e te la mangiava come una ranza. È stato bellissimo, perché era bel tempo, era il sole proprio che... Era un peccato dargli un bacio. Ma era gioco da bottiglia purtroppo. Gioco da bottiglia, col tempo così bello. Però mi si è toccato. Non volevo, mi ti giuro, con quella no. Con quella no. Con che altri sì, però. Suspense del film horror, quell'attimo di tensione che non sai cosa fare, che sono partito diretto. L'unico neurone ha detto vai dritto, io sono andato via dritto, giustamente. È stato uno schifo. Cioè non sapevo, ero in ansia e poi cosa devo fare? E staffa il peglio del megato su a me maglia. Un po' assente. Ah, quindi è stato un bacio un po' assente. Quasi forzato. Tanta roba, che gli era un amico del mio fratello. Come i salumi fatti in casa. Sì, come una sorpresa nostrana. Il mio primo bacio è stato come? Beh, come l'Uni. E l'Uni mi piace proprio, mi alzo col sorriso. Ah. E il Marti no. Ah, il martedì no. No, il Marti no. E al Marti da pesante da tutti. Dal sabato, domenica, l'Uni. Infatti sta con l'Uni e dopo il venerdì mi piace. Ah, lunedì, venerdì ti piace, nel mentre. Vado a lavorare anche al sabato. Quindi praticamente è una vita di merda. Sì. Parlami della tua prima volta. Intergaleone dei corsari. Ah, dei corsari. Era uno senza occhio? No, li aveva tutti e due, che vedeva bene. Che a volte là anche sta da dire Rocco Siffredi, invece Fantozzi. Fantozzi. Sta un film imbarazzante. Non ero buono mettere sta una roba improvvisata. Infatti sono andato in bagno a chiamare un mio amico come Al telefono ci ha fatto spiegare come. che si mette. A casa mia alle 11 di sera ero... Ah, ti ricordi pure l'orario? Sì, tutto. Ricordo tutto. La prima volta è qua, ragazzi. La prima volta ci vai, però è come se non ci andassi, capito? La prima volta non si scorda mai, dicono, però la prima volta ti viene subito. Un atto passionale, una Che dura roba- poco. La prima infornata, sfornata di pane. Sta, 3 secondi, È una storia triste questa. abbastanza. Gli piacevi troppo? Durato, sì, facciamo 20 secondi. La prima volta è stata tanta roba. È stata una bomba. Il Big Bang. Bruttissimo. In campo rea, un caldo infernale, subito. La partita di carte è persa. Sono in acqua, ero già andato a preda. Perché ti va il pesce? Prima volta sei agitato. E in più te che è il freddo dell'acqua. Come hai fatto? Io sono veneto, sono duro, ho bevuto una birretta prima di andare e sono andato. E ho fatto una figura, un fiato e ciodi anche lì. È stata brutta anche quella. Anche quella. Tutto brutto a casa tua. Come la lettiera del gatto. Sì. La prima volta è stata una caffonata. Come montare un mobile di Richè. Sbagliare una cosa sbagliata dietro l'altra praticamente. E purtroppo mi speravo in un letto con fiori, candele, invece sta in macchina a Drio e Gorzon. Gorzon è un fiume, domanda di riserva. È meglio una in carne che dice dai che una secca che dice ai.